Avendo trattato personalmente Tangentopoli 20 anni fa, potrei dire che la gran parte delle caratteristiche è simile, per non dire uguale. La nuova Tangentopoli inizia così: un blitz all'alba, 35 arresti, un centinaio di indagati. A distanza di 20 anni lo spettro della corruzione torna ad infestare i palazzi del potere. Anche molti protagonisti sono gli stessi. Questo è un sistema peraltro molto più sofisticato, molto più difficile da scoprire, e va dato atto alla Guardia di Finanza di essere stata estremamente professionale e abile nel ricostruire questo giro di sovrafatturazioni. L'inchiesta sul Mose è un terremoto che sconvolge Venezia. L'impianto di dighe mobili avrebbe dovuto salvare la città dall'acqua alta, invece affonda una piramide di nomi illustri con accuse pesanti, dalla corruzione al finanziamento illecito. Un presunto sistema di collusione tra politica e finanza, un intreccio di interessi e corruzioni che collassa sotto i colpi di un'indagine senza precedenti. Ai domiciliari il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, accusato di aver ricevuto finanziamenti illeciti dal consorzio Venezia Nuova per le elezioni comunali del 2010, che vinse come candidato del PD. In carcere anche l'assessore veneto alle infrastrutture, Renato Chisso. Nel mirino dei magistrati l'ex presidente della regione Veneto, il senatore Giancarlo Galan, e l'europarlamentare Elia Sartori, con richieste d'arresto che dovranno ottenere il placet delle apposite commissioni. Il blitz delle fiamme gialle scatta all'alba, ma parte da lontano. Il terremoto giudiziario era nell'aria. L'anno scorso la prima fase dell'indagine aveva scoperchiato un presunto sistema illecito che, oltre a manovrare gli appalti, avrebbe creato fondi neri all'estero. Ma dove e a chi erano destinati questi capitali? Dopo gli arresti dei manager di Mantovani, colosso padovano nel campo delle costruzioni, e del consorzio Venezia Nuova, concessionario unico per la realizzazione del Mose, a cui è seguito l'arresto del padre del Mose, Giovanni Mazzacurati, gli inquirenti stavano stringendo il cerchio, fino al colpo di stamattina che apre il vaso di Pandora e fa esplodere una nuova Tangentopoli. Rispetto a 20 anni fa, però, il sistema corruttivo di oggi è molto più sofisticato. Lo dichiara il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, che mette sotto accusa la farraginosità e la complessità delle leggi. Alzare le pene come si continua a fare e contemplare nuovi reati non serve assolutamente a niente, come è dimostrato da questa inchiesta, dove si può dire in sintesi che le forze politiche non hanno imparato niente e non hanno dimenticato niente.